Leonello Tronti, sono un economista, insegno economia e politica del lavoro all'Università di Roma 3. Volevo dire che sono molto contento di di aver preso parte a questo convegno dell'AIF, che mi sembra centrato su un tema di grande importanza, un tema veramente molto significativo per il momento in cui viviamo, in particolare in Italia, nel mondo nel suo insieme, ma in Italia in particolare. Qual è questo momento? Questo momento si può tranquillamente sintetizzare con una sorta di slogan, cioè da un lato abbiamo l'economia della conoscenza, dall'altro abbiamo la necessità di creare a sostegno di essa la società dell'apprendimento. Abbiamo cioè due facce di una stessa medaglia, nessuna delle due funziona senza l'altra. Economia della conoscenza richiede società dell'apprendimento. Ecco, società dell'apprendimento è un concetto in qualche modo nuovo ed è il concetto che sembra sia più difficile da impiantare nella nostra società, che è una società antica, che ha radici molto lontane nel tempo, di cui giustamente andiamo fieri, ed è giusto che sia così, ma che ci impacciano un po' nel movimento. Mentre invece l'economia della conoscenza richiede molto movimento, molta capacità di non solo creare l'innovazione, ma di ospitarla, di accoglierla, di farne un elemento fondamentale della continua riorganizzazione della società e dell'economia stessa, della cultura, un po' insomma della nostra capacità, del nostro modo di stare al mondo, in un mondo molto complesso. Ecco, questa capacità è legata effettivamente allo sviluppo della società dell'apprendimento. Società dell'apprendimento è un concetto forse nuovo che ci fa capire come la possibilità dell'economia della conoscenza sia legata al fatto che l'apprendimento non avvenga esclusivamente nelle scuole, nell'università dove siamo adesso, nei centri di ricerca, ma sia un po' una caratteristica di un comportamento, di un atteggiamento, di un'attività che avviene un po' dappertutto. Sul posto di lavoro, ecco, ma anche nei confronti, nei rapporti con il mercato, per cui anche nel mondo del consumo, nel mondo dei rapporti con la pubblica amministrazione, nel mondo dei rapporti politici, sindacali, eccetera. Sono tutti luoghi nei quali l'economia della conoscenza entra con le innovazioni, soprattutto di carattere tecnologico, ma anche organizzativo, e al cui interno la possibilità che queste innovazioni siano utilizzate nel modo migliore, nel modo, diciamo, non solo che renda un miglior risultato, ma che renda anche un risultato che è gradito a tutti o a un numero quanto più ampio possibile di persone, dipende dalla capacità di apprendimento dei gruppi sociali che sono in queste situazioni. Ed ecco allora che la costruzione della società dell'apprendimento richiede e attribuisce alla formazione un ruolo del tutto particolare. In questo convegno si parla di cellule staminali. Ecco, penso che sia una metafora molto appropriata, perché in qualche modo, così come le cellule staminali sono in grado di riprodurre l'organismo, sono in grado di subentrare al posto di cellule malate e guarire l'organismo ricostruendo la parte, così c'è bisogno che in qualche modo la formazione, una buona formazione, una formazione adeguata al momento e al compito storico che gli viene attribuito in questa fase dello sviluppo umano, ricostruisca, rigeneri tutti questi momenti, il momento del lavoro, il momento del rapporto con il mercato, il momento del rapporto con il mondo della ricerca, il momento del rapporto con la politica, il momento del rapporto con la pubblica amministrazione. Sono tutti momenti che hanno bisogno di un agente,
un agente che favorisca la trasformazione, la capacità delle comunità che si affacciano a questi mondi di apprendere a utilizzare al meglio i risultati della tecnologia e della scienza che rendono possibile il miglioramento. Ecco, da questo punto di vista possiamo dire davvero che i formatori possono essere agenti del cambiamento, di un cambiamento positivo, possono riaprire, diciamo, le speranze, le aspettative, i desideri delle persone, della società intera a un futuro migliore, a un futuro rispetto al quale non avere timori di perdere il posto di lavoro, di perdere il rapporto con la politica, con la democrazia e cose del genere. Ecco, tutto questo è affidato esattamente al fatto che la società attuale, che è una società bloccata, si invece svegli e si riorganizzi intorno a un'idea di società dell'apprendimento. Non a caso, e qui voglio, diciamo, concludere un po' questa mia chiacchierata, non a caso questa intuizione l'avevamo avuta già qualche anno fa, quando con l'AIF proprio organizzammo a Padova il Festival dell'apprendimento. In quell'occasione diciamo, lanciammo quest'idea del ruolo dell'apprendimento come fenomeno sociale, collettivo, non come fenomeno individuale. Non è più il problema del singolo che studia, del singolo che apprende, ma è un problema collettivo. L'apprendimento è la parola chiave, che significa adeguamento all'innovazione. L'innovazione è bella, ma se la mettiamo in vetrina non serve a nulla. Serve soltanto se diventa carne e sangue del modo di operare dei cittadini, delle persone. Ecco. E per diventare carne e sangue ci vuole apprendimento. E diciamo, gli agenti di questo apprendimento possono essere i formatori, prevalentemente i formatori. Io direi debbono essere i formatori. È proprio a loro che spetta questo compito sociale di favorire la trasformazione della società verso una società dell'apprendimento, all'interno della quale un'economia della conoscenza trovi la sua piena capacità di sviluppo e di progresso umano, sviluppo e progresso sociale, culturale, politico, economico delle persone, della loro presenza al mondo, della loro capacità, della qualità della vita.